Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul mercato dei trasferimenti e il Napoli potrebbe avere un'occasione importante. Il terzino del Chelsea Ben Chilwell sarebbe nel mirino del club partenopeo per la finestra di gennaio. Il tecnico Antonio Conte conosce bene Chilwell dai tempi della Premier League ed è consapevole delle qualità del giocatore. L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito ulteriori dettagli durante un'intervista a Radio Marte. Secondo Marchetti, questa voce è vera, ma tutto dipende dalle condizioni attuali di Leonardo Spinazzola. L'interesse del Napoli per Chilwell sarebbe direttamente collegato alla possibile partenza di Spinazzola che, in seguito ai cambiamenti tattici della squadra, ha visto diminuire il suo spazio. Se Spinazzola decidesse di partire alla ricerca di più minuti, il Napoli potrebbe investire su Chilwell per colmare il vuoto sulla fascia sinistra. In ogni caso, il Napoli punta a migliorare la propria rosa per rimanere forte nella corsa allo scudetto. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Ben Chilwell sarebbe un buon acquisto per la squadra? E pensate che Leonardo Spinazzola debba rimanere al club o cercare una nuova direzione? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro dei nostri difensori centrali.